una interessante novità, scarsamente rilevata dalla critica degli storici, è stata la comparsa negli ultimi 10 anni delle ricerche di saggi su quello che io definirei microstoria regionale. Il tentativo cioè di esplorare le complesse vicende della guerra civile spagnola attraverso i particolari punti di vista della storia regionale. È proprio in questa nuova cornice di rinnovati studi storici che può innestarsi degnamente un nuovo tassello per mettere in chiarire e reintegrare aspetti e vicende che in passato non sono state abbastanza studiati e considerati. Intendo riferirmi alla partecipazione dei sardi alla guerra di Spagna e il loro contributo non secondario alla lotta per la libertà della Spagna e più in generale dei popoli. Tra questi personaggi, questo convegno ha voluto che si ricordassero in particolare le figure di due combattenti islamiste, Dino Giacobbe e Giuseppe Rossuders. Questo fu senz'altro il primo caduto sardo della guerra civile. Coinvolgendo l'ordine cronologico degli avvenimenti, vorrei parlare prima di Dino Giacobbe, anzi ne hanno giustamente parlato sia la figlia Simone Città che l'amico Francesco Mazzoni, e solo successivamente di Giuseppe Rossuders, e ciò per due ordini dei motivi. Il primo è che mentre per Giuseppe Rossuders i fonti biografici sono estremamente scarsi, proprio per l'articolo sul settimanale Giustizia e Libertà, dopo la sua morte, qualche breve scheda biografica curata dalla professor Brigaria, opera di fascismo in Sardegna e nell'altra Emilio Russo di Giustizia e Libertà. Per Dino Giacobbe, diversamente, abbiamo a disposizione del materiale molto più ricco. I suoi stessi ricordi autobiografici, il saggio monumentale della figlia, monumentale non come volume, ma per la sua importanza, che ha scritto la figlia dell'amica Simonetta, del titolo Lettera d'amore e guerra, però di avere una copia. Questa è la parola base perché voglio fare una biografia di una giornata. Poi c'è ancora un saggio, un altro libro della figlia minore di Dino Giacobbe, la Cioloria. E poi un altro saggio di Simonetta Giacobbe è incorporato nel secondo volume del fascismo e dell'esilio, curato da Giuliassi. Senza dimenticare il famoso e ormai introvabile memoriale Massetti, di cui parleremo più avanti. Il secondo motivo è di ordine strettamente personale. Fin dall'adolescenza io sono stato, seppur per brevi periodi della mia vita, molto vicino a Dino Giacobbe. Avevo appena compiuto 16 anni, come ha ricordato il Presidente, quando fui presente ai lavori del nuovo congresso del Partito Sardo d'Azione, quello che venne battezzato dagli storici come il congresso della scissione. Con la sede, infatti, ai primi di luglio del 1948 si completò il distacco del Partito Sardo d'Azione della sua corrente di sinistra, quella detta sociale-salvista, guidata da Emilio Russo, da Giuseppe Asper e addirittura da Dino Giacobbe, i quali quella sera stessa fondarono il nuovo partito, il Partito Sardo d'Azione Socialista, e io, giovanissimo, aderivo immediatamente al nuovo partito. Ricordo anche che data la mia giovane età ci furono problemi per la mia iscrizione, che ci prevedevano lo statuto l'iscrizione a 18 anni. Ebbene, fu proprio Dino Giacobbe a insistere sul mio uso per la mia iscrizione a 16 anni. Passarono molti anni senza che ci incontrassi. Nel settembre del 76 ci trovammo a Firenze in occasione del 30° anniversario della fondazione della Brigata Internazionale. Incontrai ancora Giacobbe alla fine degli anni 70 a Nuoro in occasione di un convegno sul gusto della cultura popolare. Ma ormai la salute di Dino era andata sempre più peggiorando. Nel gennaio del 1984 lo trovai ricoverato nell'ospedale dove io stesso ho prestato servizio. Il 3 febbraio il grande amico era schierato. Vediamo le ricostruire in brevi linee la sua biografia, evitando di ripetere le ripetizioni dei precedenti. Dino
Giacobbe è nato ad Orgari nell'86, nel 1896, lo scopo della prima guerra mondiale, si arruola volontario, viene ferito e decorato più volte. Terminata la guerra, si laurea in ingegneria e partecipa alla formazione del movimento di combattenti sardi e poi nel 1921 del Partito Sardo. Partecipa alle trattative avviate nel 1923 dal direttore del partito con il Partito Nazionale Fascista, che si traducono però in un numero di fatti. Giacobbe sarà tra quelli che si batteranno per l'autonomia del partito e per la linea rigorosamente antifascista. Conoscerà le munizioni, le persecuzioni, perderà il posto di lavoro regolarmente finto per concorso. Scoppiata la guerra civile in Spagna, nell'estate 1936, si intensifica la corrispondenza clandestina con Emilio Russo, esule da Parigi e con i rappresentanti sardi del movimento GEL. Alcune lettere vengono intercettate, la polizia perquisisce la casa, arresta e copre gli insulti della moglie di Giacobbe. Questi sfida immediatamente a 2 dell'ottobre degli insulti, che è un generale fascista, il quale però schima più prudente farà arrestare Giacobbe senza accettare la sfida. Giacobbe tuttavia verrà messo in libertà in Bresto. Nell'estate del 1937, aderendo all'invito di Russo che richiede di partire per la Spagna, decide di trasporre la famiglia una breve vacanza nel mare di Siniscola. Colà Dino riesce a prendere contatto con un pescatore e con l'aiuto di altri amici a raggiungere la Corsica. Infine a Parigi, dove incontra Russo e ha così inizia la preparazione verso la partecipazione diretta alla guerra di Spagna. Siamo giunti ormai all'ottobre 1937 e la situazione politico-militare in Spagna è diventata difficile, se non tragica. Russo continuava a lavorare per la creazione di una grande e unica regione italiana che dipendesse dal governo repubblicano spagnolo e che fosse il più possibile indipendente tanto dalla brigata internazionale, l'egemonia comunista, quanto dalle centrali anarchiche che dominavano in Catalogna. Tuttavia, dopo il famoso maggio di Barcellona del 1917, conclusosi con massacri e arresti indiscriminati, esecuzioni sommarie e danni dalle sinistre non comuniste, il vero potere politico e militare era passato nelle mani dei comunisti. Per cui Russo si convinse che se si voleva costituire una formazione sarda autonoma e in particolare una batteria del comando di Giacobbe, si doveva per forza trattare con il Partito Comunista. Avvicinò quindi i più alti dirigenti comunisti italiani, e fra questi Ruggero Grieco e Luigi Longo, ai quali formulò la proposta. Gli esponenti comunisti erano tuttavia diffidenti e presero tempo per raccogliere informazioni su Dino Giacobbe. In sostanza, il gruppo dell'artiglieria, una volta che Giacobbe avesse trovato volontari sardi disposti a fare parte, e per questo che avrebbero consentito eccezionalmente di consultare gli schierati delle brigate, con godendo di una certa autonomia, sarebbe stata comunque incorporata nella 12ª brigata internazionale, quella che fu installata a Giuseppe Brigata. L'unica concessione formale era questa: la batteria sarebbe stata installata a Carlo Rosselli, avrebbe avuto la bandiera rossa stampata allo stemma di Giustizia e Libertà e soprattutto quella di 4 muri. Giacobbe sarebbe dovuto partire per la Spagna ai primi di agosto del 1937, assieme ad un gruppo di volontari. Al suo fianco vi era un altro sardo, l'ingegnere Corrino Martis, amico di Russo e Lenti al movimento GEL, diretto al gruppo della Bassetta, dove era nel centro del reclutamento. La prima tappa fu nella cittadina spagnola di Figueras, dove Giacobbe incontrò Luigi Longo, ispettore delle brigate, il quale gli mise a disposizione lo schedario dei volontari. Diciamo che sì, non mi sardi ne trovo parecchi, però disposti, molti erano catapulti al fronte, altri non volevano lasciare il loro gruppo di loro amici, quindi furono molto pochi volontari sardi che Giacobbe riuscì a prendere. C'era da accennare inoltre ad un grave incidente avvenuto proprio a Figueras ai danni di Dino Giacobbe e del suo commilitone sardo Cornelio Martis. Nel centro della raccolta la sussistenza aveva provveduto ad una distribuzione di tabacco. Giacobbe e Martis, rientrati tardi in caserma, erano stati esclusi in maniera molto scortese della distribuzione delle sigarette. Alla protesta dei due, ma soprattutto fu Martis ad alzare la voce,
Un commissario politico li fece ammanettare e rinchiudere delle celle. In realtà il tabacco era solo un pretesto, perché i due, in quanto iscritti al movimento di giustizia e libertà, erano tenuti tutti fino al primo giorno. Alla fine un ufficiale italiano li fece liberare e comunicò loro che domani sarebbero partiti per la Bassetta. Con la Giunti i due vennero separati. Giacobbe doveva restare per compiere le necessarie istruzioni militari. Il 3 marzo si veniva inviato al Quintanaro per la sede del deposito, non immaginando che la sua tragica fine era molto vicina. Infatti, trasferito poi sul fronte di Casper, Marx venne fucilato per ordine del commissario politico con la falsa accusa di essere un agente dell'opera. Notizia questa che viene tratta dal memoriale di Massimo Masetti, fiduciario di TSI in Spagna. Documento, come dicevo, ormai introvabile, che io posseggo grazie alla cortesia dell'amica Simonetta che me ne diede una copia. Ecco il memoriale Masetti, che fa gola a tutti gli storici, perché non riesco per trovarlo. Perché la rivista che è stata tratta è stata fatta sparire da tutte le biblioteche apparentemente. Non so come ha fatto Simonetta a trovare un documento che qua e ho avuto anche il coraggio di pubblicarlo in una sfidando sulle leggi sulla stampa sul mio recensimento sulla stampa. E non crediate che Massimo Masetti sia una sorta di provocatore. Massimo Masetti era il fiduciario del Partito Socialista in Spagna, era l'inviato sociale di Pietro Nini, rappresentante del partito nelle brigate internazionali. Al momento il Partito Socialista era legato a uno stretto patto di collaborazione con il Partito Comunista. Il titolo che dà Masetti della sua relazione è questa: la denuncia socialista dei crimini commessi dal PC durante la guerra civile spagnola. Il destino di Giacobbe sarà diverso, Giacobbe si farà perseguitato, si farà resa difficile un'isolazione, però non sarà passato le altre perché era abbastanza vicino ai jihadisti trentini e anche al comunista greco che in realtà hanno speso una parola nel suo favore. Solo nel gennaio del 1938 Luigi Longo comunicò che era giunto il momento di organizzare la batteria Rossi. E solo il 9 giugno del 1938 la batteria ebbe la sua grande occasione per una brillante operazione perché riuscì a bloccare e a distruggere in parte la colonna di tanchi nazionalisti sul fronte dell'Ebro e caratterizzare male il grosso della fanteria repubblicana itinerante. Esiste un brillante articolo dello stesso Giacobbe su giustizia e libertà del 1938 che racconta i fatti. Sarà però anche l'ultima battaglia della batteria, perché in ottobre il governo negli 11 deve ritirare tutti i volontari stranieri e le brigate internazionali venivano smobilitate e costrette a lasciare la Spagna. Anche Giacobbe nel gennaio 1939 fu inviato ai piedi dei Pirenei in attesa del passaggio in Francia. Nel febbraio del 1939, ormai anche Barcellona è caduta in mani fasciste, Giacobbe varcò i Pirenei e conobbe le delizie del campo del racconto. Dopo molte peripezie e momenti di fortuna riuscì a raggiungere Parigi, dove poté incontrare i russi e il centro di giustizia e libertà. Ma intanto le prospettive della nuova guerra europea diventarono concrete. Dino riuscirà ad imbarcarsi per gli Stati Uniti d'America, siamo ai primi di settembre del 1939, era iniziata la seconda guerra mondiale, percepito dal famigerato patto Stalin-Ribbentrop. Giacobbe fu prima a New York, poi a Boston, tornando alle scuole tanto di New York, dove intanto era stato il Rousseau, ospite del pittore sardo Costantino Nicola. Riuscirà a tornare in Sardegna solo nel settembre 1945, riprendendo il suo posto di lotta nel risorto particolare della città. A differenza di Giacobbe, per Giuseppe Zutter abbiamo pochissime notizie biografiche, come ho detto. Qualche articolo, ma soprattutto assenza pressoché assoluta delle fonti orali. Siamo comunque in grado di tratteggiare un quadro incompleto, se si vuole, ma certamente interessante di questo personaggio
Zuders era nato nel 98 a Monserrato, da una famiglia contadina. Non sappiamo molto sul suo grado di istruzione, però quasi certamente aveva frequentato le medie superiori, anche se continuò ad interessarsi alla condizione dell'azienda familiare contadina. Nel 1921 aderì per Tossato all'azione, divenendo intimo di Russo, e si adoperò per organizzare cooperative di contadini. Nel 1923 rivestiva anche la carica di presidente regionale della Gioventù Salvezza. Si distinse per il suo irriducibile antifascismo e dopo la marcia su Roma partecipò anche a scontri con i gruppi fascisti organizzati, tanto da essere segnalato presto dalla polizia politica. Nel 1924, non sopportando il clima pesante del fascismo, decise di trasferirsi in Francia, a Parigi. Là lavorò per un certo tempo come operaio avente, finché con i suoi risparmi riuscì ad aprire e gestire un piccolo bar. Nel 1929 Emilio Russo, che era riparato a Parigi dopo la fuga della Italia, assieme a Carlo Rosselli, fondava con lui il movimento di giustizia e libertà, e immediatamente Zuders entrò a fare parte. Anzi, dal momento che Zuders, pur essendo stato in precedenza segnalato dalla polizia, non era stato ancora incluso fra gli antifascisti pericolosi da arrestare e quindi era più libero nei movimenti, Russo lo utilizzò per fargli compiere dei viaggi in Sardegna, dove aveva l'incarico di avvicinare i dirigenti del 18 per Tossato d'azione e di chiedere la loro adesione al movimento genere. Subito dopo Zuders entrerà a far parte del comitato centrale del movimento e sarà da questo momento che la polizia fascista segreta lo schiererà in maniera definitiva come antifascista pericoloso. Nel frattempo gli avvenimenti in Spagna incalzano. Il 19 luglio 1936 ha inizio la sedizione dei generali franchisti. Rosselli e l'intero movimento di genere comprendono che è giunta l'ora per l'emigrazione italiana di misurarsi con il fascismo e che il luogo dello scontro non potrà essere che la Spagna. Rosselli comunica i vertici del PSI, del PC e del direttore repubblicano per convincerli a gettarsi nella lotta e lavorare per creare per la Spagna un unico contingente di italiani. La risposta sarà molto fredda. Comunisti socialisti, specialmente, temono di impegnarsi nel conflitto spagnolo e le possibili ripercussioni internazionali. In realtà essi attendono le decisioni delle rispettive internazionali. Il sì di Stalin era solo a ottobre. Se non che Rosselli e i suoi amici decidono di intervenire subito con l'ARA, l'intesa con gli anarco-sindacalisti, anch'essi convinti della necessità dell'intervento immediato. Zuders, Resi e suoi battaglie, e fra i più entusiasti è già Guido da Roslo e a Barcellona assieme a Rosselli e un gruppo di compagni. La fortuna avviene nella caserma Bakunin, tenuta da Jananovic, dove viene organizzata la prima colonna italiana che sarà chiamata colonna Ascaso, del nome del famoso capo anarchico spagnolo, e poi si colonna Ascaso Rosselli, perché Rosselli fu dirigente politico della colonna. La colonna contava 150 volontari, la maggioranza dei quali, un centinaio circa, erano anarchici, una trentina militanti di genere e poco più di 20 appartenevano a diversi altri gruppi politici. Il comando militare era affidato al repubblicano Mario Angeloni. Dopo nemmeno un mese di addestramento, la colonna è pronta per entrare in azione sul fronte di Huesca e avrà il suo battesimo di fuoco in una collina che gli italiani hanno battezzato Monte Pelato. La battaglia è stata descritta abbastanza fedelmente dai testimoni oculari. Aldo Perush, Umberto Rosso e Augusto Monti avranno modo di descrivere i particolari della battaglia che costituirà la prima vittoria degli antifascisti sulle forze fasciste e forse il primo successo fra i popoli dell'intero fronte repubblicano, se si eccetta la grande vittoria di quella gara militare nel 1937. Un piccolo contingente di combattenti irregolari, male addestrati, soprattutto male armati, confissano e misero in fuoco un intero battaglione nemico. Il fatto militare, apparentemente poco importante in sé, raggiungerà però l'obiettivo di interrompere i collegamenti fra Huesca e Saragossa, con conseguenze negative per l'esercito franchista. A Monte Pelato lo scontro è sanguinoso fin dall'inizio.
Dopo le prime ore si contano i primi morti. Gli italiani uccisi sono 7. Il comandante Angeloni è stato io. I sardi colpiti a morte saranno 2. Uno di questi è proprio il nostro Giuseppe Zuccas, il loro Torresi, con tutto il cuore, con il nemico già in fuga. Vorrei leggere alcune righe che Augusto Monti dedicò all'amico e compagno. Mi pare che l'ha già letto Simonetta, in parte, comunque non so se è tutto. Alto, magro, dai lineamenti tormentati come se una tempesta avesse devastato il suo viso, poi tossato dal colore olivastro della sua pelle che evocava lontane migrazioni. E conclude: è morto, fulminato una palla al cuore, mentre il fuoco dei riflettori già allumiva. I forti difensori della trincea già si credevano al sicuro. Tutto si arrotolava lungo una sigaretta. Mentre il borraccino l'amico di Zuccas ascoltava lontano il profumento del nemico in fuga. Sentì un sospiro profondo, si voltò, Zuccas era spento. Ecco, ho voluto in proposito leggere quasi integralmente l'articolo di Monti perché mi sembra che racchiude l'elogio più alto che può essere rivolto a Resi, l'eroe sardo di Monte Atalante, il giovane monserratino silenzioso che si è sacrificato per la libertà, anche per la nostra libertà. Il mio discorso sull'antifascismo sardista in Spagna è terminato. Rivolgiamo quindi il nostro pensiero da più di 70 anni a coloro che, già perseguitati nel loro paese, conobbero i disagi dell'immigrazione e che volontariamente scelsero di combattere per un ideale che era quello della libertà non solo della Spagna, ma anche del proprio paese, anzi, di tutti i popoli paesi. Ma soprattutto inchiniamoci di fronte a coloro che per quell'ideale di libertà morirono nelle gare di campi di Castiglia o nelle colline pietrose della Leona. Il grande cantautore Fabrizio De André, con la sua passione libertaria, cantava dormo, dormo sulla collina. Certo, di noi, da più di 70 anni, dormo sul centro della collina, come in un nuovo, grande, possente Spoon River, testimoni muti di una tragedia umana che, lungi dall'essere sterile, potrà sempre dare i suoi frutti. Ringrazio.